cosa rappresenta? È una data tonda, si dice in questi casi, sono 80 anni da quel 25 aprile del 45. Cosa resta ora di quella lotta e cosa rappresenta per il presente? Naturalmente, siccome è una data che ci porta a 80 anni da oggi, se ci limitiamo alla rievocazione e al ricordo, noi abbiamo come associazioni, ma direi come cittadini attivi, il compito di mantenere vivo quel ricordo. Nello stesso tempo credo che dobbiamo fare una riflessione sui valori che ha rappresentato la Resistenza e la Costituzione, che è il più grosso risultato dalla Resistenza emersa. Quindi oggi dobbiamo ricordare e attualizzare. Attualizzare direi che deve tener conto soprattutto di due questioni. La prima, che è mondiale, che non riguarda solo l'Italia, che è la questione della pace. E le idee ci vanno subito alla questione israelo-palestinese, alla guerra di aggressione della Russia in Ucraina e alla figura che ha avuto un ruolo veramente importantissimo di denuncia e di riflessione sulle tematiche della pace, cioè Papa Francesco. Per quanto riguarda un'altra problematica, noi pensiamo che la Costituzione italiana sia il frutto della collaborazione tra tutte le forze democratiche che hanno fatto la Resistenza, di tutti i tipi, dalla destra alla sinistra, e che questa Costituzione oggi, attraverso vari tentativi, venga messa in discussione. Penso al presidenzialismo, al premierato, penso all'autonomia differenziata, tutte proposte che secondo noi tendono a stravolgerla. Qual è la fine che si fa quando si va a un premierato spinto? Lo vediamo negli Stati Uniti di Trump. Quindi ricordare, tenere viva la memoria e nello stesso tempo valorizzare e difendere la Costituzione, che certamente nasce anche dall'esperienza della Resistenza.